che è fatta, come dire, una ottima propaganda, però il risultato è del tutto insoddisfacente. Reddito di cittadinanza è Treviso, secondo gli accessi ai CAF CGIL, la provincia veneta che ha presentato il maggior numero di domande, 2.644, sulle 13.162 totali del Veneto, ma ben 1.420 si riferiscono a persone con una fascia di reddito ISEE compresa tra 4.000 e 9.000 euro, che in caso di accoglimento percepiranno al massimo 150-200 euro al mese, non certo gli agognati 780. Pochissimi arriveranno, sono nell'ordine dei 350-400 persone, arriveranno a prendere il tetto previsto dei 700 e rotti euro, a meno che non abbiano la casa di proprietà, perché se no già là si abbatte. I rimanenti avranno un riconoscimento del tutto irrisorio. Rimpiangiamo a sto punto il REI, che perlomeno aveva stabilizzato i lavoratori che andavano in supporto nei comuni per fare appunto questa verifica e per tentare di trovare soluzioni per chi era effettivamente in difficoltà. Ai CAF da marzo a oggi si sono presentati individui con le situazioni più varie per verificare se avevano diritto o meno al reddito di cittadinanza, anche un soggetto che aveva in conto corrente circa 100.000 euro e così pure la moglie. Tra le cose particolari si sono rivolti a noi ad esempio soggetti detenuti, agli arresti domiciliari, soggetti che magari di fatto già a priori si poteva capire che non potevano rientrare in quanto titolari di patrimoni abbastanza ingenti, però chiaramente tutti provano giustamente a vedere poi il calcolo e se hanno accesso a un beneficio. 1.354 invece le domande presentate a oggi per andare in pensione con quota 100, modalità che insieme a Opzione Donna ha fatto lievitare le domande di fuoriuscita dal mondo del lavoro dalle 662 del periodo gennaio-maggio 2018 alle oltre 1.000 degli stessi mesi del 2019. Pratiche che hanno aumentato non di poco la mole di lavoro nei patronati, che si attendono ora per fine mese un'altra ondata ancora, quella delle domande degli assegni familiari, la cui richiesta cambia modalità. Sappiamo che gli assegni familiari si rinnovano ogni anno dal 1° di luglio, quindi non c'è più la possibilità di fare la domanda cartacea e consegnare il tutto al datore di lavoro, ma si dovrà fare la domanda telematica. Gli aventi diritto si può stimare attraverso i dati dell'INPS che siano circa 21.000, ok? Quindi per noi patronato chiaramente è un impegno forte.